50 anni di APAT. APAT è nato come acronimo di Associazione Provinciale Apicoltori Trevigiani. Attualmente siamo APAT Apicoltori in Veneto. Di strada ne abbiamo fatta quindi tanta, perché partendo dal nucleo iniziale, grazie al Cavalier Chizzali e al maestro Marsi, che hanno fondato questa associazione, abbiamo fatto migliaia e migliaia di incontri, di corsi, e attualmente siamo una grande squadra che raccoglie apicoltori da tutto il Veneto, 1420 apicoltori con 28.500 alveari. È chiaro che questo 50° è anche sprone per continuare l'attività di informazione e di formazione, e per esempio il convegno di oggi, magari dopo 2 parole le faremo, ma in gennaio partiamo anche con 7 corsi di formazione in apicoltura in altrettante località del Veneto. Quindi anche qua centinaia di apicoltori che parteciperanno a questi corsi e avranno docenti in con varie competenze, vari argomenti, varie competenze. Il convegno di oggi ci sarà un'introduzione con nuove opportunità che si possono trarre dall'apicoltura, dall'allevamento delle api, però poi ci sarà, molto importante, la parte principale del convegno sarà sulle 2 nuove emergenze, 2 vespe aggressive. Una è la vespa velutina, che per fortuna è ferma alla parte, diciamo, della Toscana, della Liguria, mentre l'altra, la vespa orientalis, che questa qui è una cosa veramente particolare. La vespa orientalis è endemica in Sicilia, si sta spostando verso il nord. Questo, oltre ad essere un pericolo per l'apicoltura, è veramente un segnale pericoloso per tutti noi, perché è una vespa che ama il caldo e si sta spostando al nord. L'hanno trovata persino a Trieste. Questo dovrebbe risvegliare un po' anche l'opinione pubblica, capire che esiste un problema di cambiamento climatico. Non si può negare.